Nel corso dell'ultimo trimestre le attività info-investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave e Gruppo Esecuzione hanno portato a risultati operativi significativi nell'ambito dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti condannati in via definitiva. Grazie all'intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in particolare della sezione catturandi del nucleo investigativo, sono stati eseguiti mandati di cattura anche a livello internazionale, assicurando alla giustizia soggetti irreperibili, alcuni dei quali fuggiti all'estero. In totale sono 15 le persone rintracciate nel periodo di riferimento, tra cui 12 cittadini italiani, un romeno, un libico e un cittadino srilankese, tutte destinatarie di ordini di carcerazione o cumuli di pena per reati contro la persona, il patrimonio, associazione per delinquere e stupefacenti. Tra i casi più rilevanti, un 49enne romano è stato arrestato a Ponte Galeria. Dovrà scontare oltre 9 anni per traffico internazionale di droga e associazione finalizzata allo spaccio, con collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia. Sempre in ambito stupefacenti, un 49enne libico è stato rintracciato a Casalbruciato nei pressi di una piazza di spaccio. L'uomo, già arrestato in precedenti operazioni, deve espiare oltre 5 anni di reclusione. Sul fronte dei reati contro la persona, un 78enne romano è stato arrestato a Casalotti per maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali, con una pena definitiva di 7 anni. Altre operazioni hanno portato all'arresto di un 32enne napoletano sbarcato a Livorno da una nave da crociera e di un cittadino srilankese coinvolto in un'associazione per delinquere finalizzata a truffe ed estorsioni. A Monte Spaccato è stato infine rintracciato un 57enne romano condannato per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui furto aggravato e uso indebito di carte di credito. Le attività investigative hanno richiesto servizi di osservazione e pedinamento anche prolungati a causa della capacità di alcuni ricercati di mimetizzarsi nel tessuto urbano o di utilizzare residenze fittizie. Complessivamente, oltre ai 15 arresti principali, sono stati eseguiti ulteriori 40 provvedimenti nel solo ultimo trimestre. Nella maggior parte dei casi, i ricercati sono stati localizzati e arrestati entro 48 ore dall'avvio delle ricerche.